Federico Caffè è stato uno dei più grandi economisti del nostro secondo dopoguerra. È stato tra l'altro docente all'Università di Roma, maestro e mentore di nomi che sarebbero diventati molto importanti. Penso soltanto a Mario Draghi, attuale Presidente del Consiglio, a Ignazio Visco, governatore della Banca d'Italia, all'editore Giuseppe Laterza, a suoi allievi come Daniele Archibugi, Ezio Tarantelli, che sarebbe stato ucciso dalle Brigate Rosse. Nei suoi ultimi mesi, prima della scomparsa, una scomparsa che rimanda alla memoria un'altra celebre sparizione, quella del fisico Ettore Majorana, alla fine degli anni 30, che scomparve nel nulla, uno dei cosiddetti ragazzi di via Panisperna, uno dei geni della fisica italiana. Negli ultimi mesi, prima della sua scomparsa, Caffè apparve ai suoi allievi, ai suoi amici, ai suoi sodali come depresso, immalinconito vie più da una serie di eventi, inclusa la scomparsa, la morte dell'allievo Tarantelli. Viveva col fratello, un mattino scompare di casa e non se ne sa più alcunché. Caffè è stato un economista keynesiano, il cui cardine quindi era incentrato sul welfare, sul benessere, la piena occupazione, un liberale di sinistra per così dire, che ha lasciato una lezione molto forte, molto efficace. Il mistero della sua scomparsa è stato raccontato da libri, film, tra cui L'ultima lezione di Ermanno Rea, e certamente rimangono anche i suoi articoli pubblicati su varie riviste, tra cui c'era il Manifesto, per esempio, su cui, grazie all'amicizia col direttore dell'epoca Valentino Parlato, Federico Caffè firmava dei fondi molto brevi chiamati i fondi di caffè. Il fondo è un articolo di prima pagina, i fondi di caffè in cui con chiarezza, semplicità, ma con straordinaria efficacia ogni volta riusciva ad illuminare e a centrare un tema economico dell'epoca. Quella scomparsa resta un mistero e temo che tale resterà, ma sarebbe il caso di riparlare il più possibile della figura di Federico Caffè, un grande studioso assolutamente da far conoscere anche ai più giovani.